Salve a tutti, benvenuti a Soundtrack City, benvenuto Massimo Privitera, ciao Massimo. Benvenuto a Marco Testoni nella sua nuova location da Elon Musk, è bellissimo quell'offo. La mia nuova location, come vedete, verissima, no? Migliori effetti speciali neanche in Avatar, va bene, perfetto. Ma oggi parliamo sempre di musica applicata alle immagini, ma di chi in particolar modo? Allora, oggi parliamo di un compositore italiano che tu sei andato a intervistare proprio ultimamente, un compositore noto soprattutto per il connubio artistico che ha avuto con Silvio Soldini e in particolare per un film del 2000 noto a tutti quanti, Pane e Tulipani. Insomma, è stato un film in qualche modo che è entrato nella memoria di tanti uomini e di tante soprattutto donne, perché insomma la figura della protagonista era... Vabbè, non voglio ricordare le scene che probabilmente ricorderete di quando questa donna viene lasciata nell'autogrill e da lì insomma parte un cambiamento proprio epocale e definitivo della sua vita. Allora Massimo, parlaci un po' di Giovanni Venosta, che è appunto il compositore di quella e di tante altre colonne sonore. Allora, Giovanni Venosta sono andato a trovarlo a Milano nel suo studio, che l'ho paragonato alla Mecca della discografia mondiale, perché tu entri nel suo studio e ci sono CD, vinili da ogni parte del mondo, perché lui, oltre ad essere un compositore di musica applicata alle immagini, ma in realtà è un compositore anche di musica assoluta, andando a ricercare in tutto il mondo diverse tipologie di approcci musicali, di generi musicali, studiandoli tutti quanti, facendoli propri e poi facendo anche delle performance dal vivo di sue composizioni extra cinematiche. Quindi abbiamo parlato, a parte di quello che tu dicevi poc'anzi, del sodalizio storico, 20 anni insieme in tutti i film di Silvio Soldini, Brucia nel vento, Pane e Tulipani, Le acrobate e quanti altri, e è un sodalizio importante anche perché è una musica importante. E poi abbiamo parlato del fatto che lui insegna, è un docente di musica applicata alle immagini, e veramente mi ha raccontato dietro le quinte, perché vedete lui in primo piano, io dietro le quinte che gli faccio le domande e che cerco di farlo esprimere al meglio. È stata una intervista divertentissima, pregna di contenuti, perché mi ha raccontato veramente tutto quello che è il suo amore profondissimo per la musica da tutte le parti del mondo. Lui è un grande studioso, ama e ammira visceralmente ciò che insegna, e ci ha raccontato anche un metodo particolare che sarà una sorpresa per tutti i nostri ascoltatori. E poi abbiamo parlato anche del fatto che lui sta scrivendo musica, continua a scrivere musica per film, quindi comunque abbiamo parlato veramente di tante cose ed è veramente un'intervista molto 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 particolare. Bene, allora mi hai incuriosito, andiamoci a sentire e vedere questa intervista che Massimo ha fatto a Giovanni Venosta. Buona visione e buona musica. Buon ascolto soprattutto. Benvenuti a Soundtrack City e al nostro caro amico compositore Giovanni Venosta. È un piacere averti con noi, Giovanni. Grazie, è un piacere per me. Allora, in realtà io ci sono, ma sono dietro le quinte. Sì. Perché sono dal vivo con Giovanni nel suo studio. E la domanda con la quale inizio questa intervista, alla quale tengo parecchio tra l'altro, perché Giovanni è un bel po' di anni che ci conosciamo, ma è un bel po' di anni altrettanto che non lo vedo e che finalmente dal vivo posso fargli questa domanda, che sembra una domanda marzulliana, ma in realtà non lo è. Allora, Giovanni, tu ti sei definito in una storica intervista su Colonne Sonore, la mia rivista, quando ancora era cartacea, ti sei definito così: io sono considerato nella musica non da film un plunderphonic, un saccheggiatore della musica di tutto il mondo come i musicisti della stessa corrente nata negli Stati Uniti. Allora, spiegaci un po' questa definizione che ti sei autodata e soprattutto perché sei un saccheggiatore. Allora, saccheggiatore, infatti, saccheggiatori suona anche male, no? Invece è una cosa importante. Allora, definiamo una cosa principale. Ennio Morricone, che per me è stato il più grande compositore di musica da film, è il saccheggiatore per eccellenza. Punto. A capo. E andiamo a capo. Cioè, nel senso che lui riusciva a creare un suo stile
nonostante saccheggiasse certe volte in maniera estremamente testuale, soprattutto per chi conosce bene la musica classica, tronchi e tranche di brani già esistenti, mischiandoli insieme con musica colta, meno colta, seria, meno seria, e ha fatto sì che poi lui scrivesse queste colonne sonore incredibili, che sono il frutto di saccheggio, più o meno conscio, come nel mio caso. Diciamo che lui ha la differenza rispetto ai compositori della mia generazione, di quelli che poi sono venuti dopo, di non avere avuto accesso a una tecnologia che permette anche un saccheggio certe volte, anche attraverso il campionamento digitale, che è un saccheggio proprio citazionista super puntuale. Lui sentiva brani, conosceva brani della tradizione soprattutto classica, dall'inizio della storia della musica ad oggi, e dopodiché la mischiava appunto magari con la musica dei mariachi piuttosto che, e creava una sua nuova musica. Nella mia musica non applicata mi rifaccio a quella corrente che è stata definita Plunderphonics, di cui John Oswald, canadese, era il capostipite, che era quella corrente che andava proprio a saccheggiare frammenti di musica di tutto il mondo, dalla cosiddetta world music, no? La musica etnica, tradizionale, popolare e non, anche molto seria, e mischiarla, contaminarla con altre musiche che potevano essere serie o meno serie, quindi veramente il profano con il supercolto, e creando però, e questa è la difficoltà, uno stile personale. Ecco, questo è trovare uno stile personale andando a pescare quasi in maniera collagistica certe volte di qua e di là, è la cosa più difficile. Senti, ma a proposito, da questa definizione, tu che compositore ti ritieni di essere, non solo nell'ambito della musica applicata alle immagini, e soprattutto qual è la tua formazione che ti ha portato ad essere il compositore che sei oggi, e che sei stato anche nel tuo sodalizio, poi ne parleremo con Silvio Soldini, ma soprattutto nel tuo modo di approcciarti alla musica applicata alle immagini? Allora, io sono pianista, diplomato al conservatorio, come compositore sono autodidatta, un po' per scelta e un po' per casualità. Non mi accettarono al test di ammissione al conservatorio quando avevo 18 anni, eppure avevo conoscenze del materiale anche già elevate, forse non avevo neanche 18 anni, forse ne avevo 16-17, per la mia età. La mia insegnante mi diceva che ero interessatissimo alle musiche del Novecento, si vede che ho beccato, non ero antipatico a qualcuno, non lo so. Fatto sta che questo ha fatto sì che io mi creassi un mondo parallelo, per cui divento compositore autodidatta. Sicuramente avrò delle mancanze dal punto di vista della scrittura pura, no? Proprio della scrittura orchestrale pura, ma le ho compensate con tutte le mie ricerche che ho fatto, e lì subentra l'altro mio côté, quello proprio di ricercatore, di studioso, che ho fin da quando avevo, 7-8 anni, che a casa di mio nonno, sì, dovevo studiare i pezzettini di pianoforte, ma poi mi mettevo sul il disco bianco dei Beatles a nastro, o Non ha denaro nell'amore dal cielo di De André, dove c'è uno dei più belli lavori di Piovani, tra l'altro come arrangiatore, e altri dischi improbabili, oppure anche musica classica e così via. Quindi io fin da piccolissimo, poi appena ho cominciato ad avere 14 anni, ho cominciato a comprarmi quelli che oggi vengono definiti dischi di prog rock, no? Tipo Emerson, Lake and Palmer, per i Pink Floyd, eccetera eccetera, e ho cominciato poi a arrivare sempre più verso l'avanguardia, i gruppi inglesi dell'avanguardia rock, di Henry Cow e così via, e mischiando la jazz, poi anche il free jazz, eccetera eccetera. Quindi dopo, nel corso dei successivi, diciamo tra i 15 e i 23-24, proprio ho formato tutta la mia conoscenza anche della world music, facendo viaggi. Ho viaggiato un po' in tutto il mondo, quindi la musica cosiddetta del mondo me la sono andata a sentire sul posto, in loco, e quindi andando a farmi dei viaggi assurdi che oggi sono impensabili, sarebbero impensabili, per andarmi a scoprire il gruppetto di musica africana nel villaggetto, quella indiana, quella indonesiana, eccetera eccetera. E quindi tutto questo côté ha fatto sì che il gran mischione di tutti questi miei ascolti viene fuori come rigurgitato, anche in maniera spesso inconscia, nel momento in cui scrivo
qualcosa, sia che fosse per la, diciamo, musica assoluta, dove chiaramente io sono molto più libero di lavorare, sia in quella applicata dove diciamo che il metodo del compromesso e anche della comunicazione col tuo committente è la traccia 1, no? È il metodo principale con cui interrelazionarsi. Quindi io per esempio ai miei allievi, e anticipo una tua domanda intanto, bravo, e ti frego, siccome ai miei allievi io tengo un corso di laurea di musica applicata alla Scuola Civica di Musica Claudio Abbado qui a Milano, dico sempre, siccome magari all'inizio nei test attitudinali si chiede ma che musica ti piace, mi rispondo sempre Morricone, Zimmer, eccetera eccetera eccetera. Benissimo, nel corso poi degli anni continuo a insistere a tutti i miei allievi e allieve dicendo: se ascoltate solo musica per immagine, cioè concepita per la sua applicazione, non mi muoverete mai. Cioè la musica applicata si nutre di ascolto di musica assoluta, se no non esiste una ricetta che io ascolto musica applicata e continuo a rifare le stesse cose all'infinito. Quindi se voi vi attrezzate anche tantissimo ascoltando musica d'avanguardia, sperimentale, ecco che avrete più frecce al vostro arco quando dovete poi scrivere musica applicata. Poi convincere il committente è tutto altro discorso, perché anche lei sarà naturalmente predisposto a un ascolto, diciamo, mainstream, quindi andare ad attaccare generi e sonorità sperimentali, devi avere grande fiducia nel compositore, nella compositrice, quindi deve esserci un lavoro, diciamo, biunivoco, con alcuni registi ce l'ho fatta e con altri meno, però è vero che io non vedo grandissima differenza tra musica assoluta e musica applicata, in senso estetico, non in senso pratico, in senso estetico, cioè cosa vado a prendere per poi svilupparlo sulle immagini. Ecco, hai detto una cosa intelligentissima, ma soprattutto una cosa importante, perché chi vuole fare il mestiere del compositore di colonne sonore, per dirla in maniera molto blanda, molto semplice, esatto. È generica, bravissimo, dimentica una cosa fondamentale, che è la cosa più complicata in assoluto, perché chi vuole fare questo mestiere deve conoscere tutta la musica, perché nello stesso film, nella stessa serie o qualsiasi altro genere di musica applicata a quello che è teatro, multimedialità e via discorrendo, può trovarsi a dover gestire nella stessa composizione classica, rock, prog, jazz, world music, metal e quant'altro, quindi deve essere un onnivoro. Quanti secondo te sono capaci di essere onnivori, e soprattutto quanti nei tuoi corsi hanno la capacità di capire che devono avere veramente un desiderio fortissimo di scoprire tante immagini, di vedere tanta roba, di ascoltare tanta roba? Non così tanti, anche perché andiamo veramente al sodo. Il corso va tra i 19 e i 22 anni come range principale, quindi subito dopo il liceo, ogni tanto con dei fuori quota, benissimo, e che sono spesso anche, se sono duttili, sono ben voluti e ben accetti. Quindi magari finiscono il diploma, il primo triennale, prima del biennio, che hanno 23 anni, 24, 22, quindi non hanno ancora sviluppato, secondo me, con maturità questo pensiero. Io intanto li introduco a questa cosa, che finché non escono dalle loro comfort zone e non continuano ad ascoltare musiche che magari al principio non gli interessa, oddio che difficile, ma questa non sarà mai applicata a delle immagini. E io dico, chi lo sa, guarda, ti faccio sentire questo e questo, avresti mai detto che questa musica sarebbe stata applicata a tal film, a tale serie TV e così via? No, benissimo. E allora non vi preoccupate, c'è chi è più curioso e chi è meno, sempre stato così. E sfortunatamente non coincidono, cioè chi è bravissimo, bravissima a scrivere non è detto che sia un gran curioso o curiosa, e chi è bravissimo a mettere insieme sonorità inusuali non è detto che sia bravissimo a scrivere, e questo è un po' un problema, cioè quando coincidono le due cose è una festa, però non è assolutamente automatico, cioè è proprio
è casuale la cosa, non è che siccome uno ha un talento, cioè ha il talento della scrittura e ha anche il talento della curiosità, no, anzi, spesso e volentieri chi dice già, ma io so già scrivere benissimo, so già scrivere come, che ne so, come Zimmer, ammesso che sia lui a scrivere le sue cose negli ultimi anni, ma questo è un altro discorso, ma so scrivere come Goldsmith, per dire, ok, che abbiamo preso uno che massimo rispetto, e è bravissimo a scrivere come lui, ma poi non ascolta altro e scriverà solo come Goldsmith, e chi se ne frega, posso dire io. Non è che possiamo continuare a scrivere come un grandissimo compositore di 50 e rotti anni fa. Quindi il concetto è aumentare le frecce al proprio arco, è come un pittore che ha più pigmenti da cui scegliere per andare a dipingere il suo quadro. Poi uno può scegliere neanche solo uno, fare il Klein periodo blu e fa solamente blu e sfumature di blu, ma almeno sa che ci sono tutti gli altri, perché molte persone, molti compositori, e non solo gli allievi ma anche nel giro dei compositori e compositrici, sembra che utilizzino il blu, perché adesso mi sono preso capito, ma non conoscono gli altri colori, perché vanno blu perché conoscono solo il blu. Per finire, oggi come oggi, anticipo forse una tua possibile domanda: chi è un compositore oggi, se vogliamo un po' mainstream, che incarnerebbe questo spirito un po' plunderphonic, di grande commistione di generi, che sa un po' fare tutto, un po' come faceva Morricone, con le dovute misure e distanze? È un compositore famosissimo, che quasi nessuno cita nei momenti in cui vengono a iscriversi al corso di cinema, che è Alexandre Desplat. Alexandre Desplat, dove lo metti sta, sembra una rima, ma è così. Cioè lui ti sa fare una colonna sonora per i film western, per i film di Wes Anderson completamente fuori di testa, il film appunto di Wes Anderson alla giapponese, alla minimalista, alla orchestra sinfonica, alla Giacchino, e allora secondo me oggi Desplat è uno dei grandi autori, magari non personalissimo e chi se ne frega, nel senso non che lui dice quella colonna sonora è proprio da Alexandre Desplat, no, perché lui sta dietro ai desiderata dei committenti, però li fa sempre al meglio. Cioè, ogni volta che spesso parte il film, io non so neanche di chi è la colonna sonora certe volte, non perché non ho letto prima, comincio a sentire la musica e non so che chi sia, e dico c'è una tale perizia e raffinatezza che potrebbe essere quel signore di bam, e salta fuori il nome a un certo punto del nostro compositore francese. Senti, mi è fatto venire una curiosità, perché tra l'altro me l'hai raccontata un po' dietro le quinte prima di iniziare questa intervista. La cosa bella è che tu ai tuoi allievi dai un materiale che pochi credo facciano nel tuo mestiere di docente di musica applicata alle immagini, che è una lista di film, di colonne sonore, di musiche da tutto il mondo con tanti link. E intanto raccontaci un po' questa cosa e soprattutto il lavoro che c'è dietro, perché hai una conoscenza infinita, e questa conoscenza infinita ha un buon riscontro? Allora, io ho fatto sta follia, ho preparato delle liste, una si chiama tipo buoni film con buone e ottime colonne sonore, quindi che vuol dire che anche il film, se non è magari meraviglioso, però io credo che abbia una colonna sonora particolarmente interessante. Sto parlando soprattutto di colonne sonore non particolarmente famose, non necessariamente particolarmente famose. E lì listazza con i link IMDb, con tu copi la URL, vai lì e ti vedi chi è stato l'autore, e sono 200 film. Chiaramente sono a mio gusto, cioè quello che io credo che potrebbe essere utile per appunto ampliare il numero di frecce al tuo arco, e ci ho messo anni per farlo, anni. Non ho mai visto una roba del genere in vita mia. Infatti tutti i miei colleghi me lo chiedono. Appena sanno della esistenza dicono c'è l'arrangiatore Montpeglio, l'arrangiatore di Mina, piuttosto che quello che scrive, che insegna musica, cioè composizione tradizionale, eccetera, che quando sanno che ci sono queste liste che girano le vogliono avere subito, perché ci ho messo una vita, ma una vita vera per farle. Abbiamo la storia della musica brasiliana, una lista di 2000 titoli di musica giapponese,
La storia della musica minimalista è che io ho una lista di autori, dai grandi padri fino agli ultimi esempi di minimalismo, massimalismo e post-minimalismo, che io non ho mai visto in rete. Cioè, non c'è, so che non c'è, non esiste nel mondo, sto parlando, non c'è così dettagliata, con tutti i dischi e le opere di riferimento di, non so, anche lì centinaia di autori. Più, per finire, questa solamente dedicata ai compositori e compositrici che non conoscono, ahimè, molta della musica classica, ok? Ho fatto una lista in ordine alfabetico puro, dal gregoriano ai giorni nostri, con tutta la musica contemporanea, spettralista, seriale, dodecafonica, minimalista ancora, eccetera, eccetera, e chi più ne ha più ne metta, passando dal barocco, medioevo, scuola di Notre Dame, qualsiasi cosa che vi viene in mente, con tutti i link a YouTube, dove ci sono le partiture, attenzione, che scorrono con la musica. Ogni link è taggato con dei miei aggettivi che rimandano, quindi uno, non so, scrive primitivismo e va avanti e viene fuori tutte le robe che sono il primitivismo, e questo pezzo è stato usato di Mozart e Elvira Madigan piuttosto che quello, cioè, non c'è tutto, è una roba lunghissima, ma è però già per chi non conosce la musica classica e vuole andare a scoprire quanta musica classica, anche non ricomposta, proprio usata pura, è stata utilizzata nella storia della musica, per film, diciamo, ecco lì può cominciare e a lei tutto rigorosamente con partiture. Quindi non sa come viene scritta una certa musica, c'ha la partitura secca da guardarsi. Basta andarsi a guardare come, non c'ha bisogno necessariamente di farsi lezioni di composizione, cioè intanto può avere una studiuzza. Queste sono le liste. Ma hai pensato a fare un libro su questa cosa qui? Perché sembra meraviglioso, c'è un'enciclopedia, sei un'enciclopedia vivente tu, ma puoi fare un libro su questa cosa qui? Sembri 100 volte meglio rispetto a tanti altri libri che te la raccontano e te la suonano. E qua me l'hanno già chiesto altri, vedi? Anche la mia compagna insiste, no? Ma tu dovresti, e io continuo a rispondere purcioppamente con la stessa risposta, cioè tutti questi, soprattutto le liste di link che mando sono legati a YouTube, tendenzialmente, sì, per quanto riguarda le partiture, eccetera, eccetera, o comunque a link che si trovano in rete. E i link che si trovano in rete o scadono o peggio, vengono cancellati. Vi faccio un esempio così capite esattamente di cosa sto parlando. Allora, io che sono, avete capito, un po' maniaco, un po' nerdish, e mi vado a guardare come un pazzo fino alla mia vettusta età di 62 anni, continuo ogni giorno e ogni notte ad andare a guardarmi le cose, a vedere qui sopra e sotto, mi rendo conto che c'è per esempio una pletora di pazzi in rete che appunto cosa fanno? Comprano le partiture di musica classica, tendenzialmente, ma anche di autori di musica da film, ma diciamo soprattutto di musica da classica, anche lì, da quando esiste la notazione, evidentemente, non c'è quella dei neumi, sì, c'è il perotino, c'è qualcosa, però, ecco, e si mette a trascrivere con musica la partitura che scorre, il cosiddetto video score, ok? E ce n'è un casino, ma miliardi di robe in giro. Benissimo. Io sono soprattutto interessato al Novecento e quindi io mi sono tirato giù da internet, scaricando, perché sono su YouTube, quindi sereno, tutte queste partiture con tutti gli autori del Novecento del mondo. Sono non so quanti giga. Allora, è tutto pubblicato su YouTube, quindi è tutto vedibile online. Basta che ci sia un editore, ma un editore che per caso decide, no, la partitura di Stockhausen tu l'hai avuta, sì, l'hai comprata, ma non avevi il diritto di metterla, e sono tutte cose a scopo didattico, attenzione. Spesso c'è scritto, guardate che io non ci guadagno nulla, mi sono fatto un culo della Madonna per fare questo lavoro, io non ci guadagno niente, infatti non c'è mai pubblicità davanti a queste cose, non c'è nulla, lo faccio solo per gli studiosi, quindi anche quelli che sono gli editori dovrebbero essere i primi a dire massimo rispetto, che ci stai dando visibilità a questa cosa, no, gliele cancellano. E quindi io mi faccio per esempio il mio libro con tutti i link, pubblico il libro e metà dei link spariscono l'anno dopo e io rimango con un palmo di naso. Quindi
purtroppo non è possibile, cioè o a un certo punto arriveremo a un momento in cui tutto è vedibile e basta, cioè nel senso, cioè il mondo del diritto d'autore si evolve in un'altra qualcosa che adesso non so neanche dirvi, ma è dopo 100 e rotti anni è finita. Con l'epoca digitale abbiamo capito che quell'epoca lì probabilmente dovrà trasformarsi in un'altra completamente diversa, e non possiamo riaspettare i nostri moduli SIAE e che ci vanno con ormai la gente che non va più al cinema, o se ci va e non ascolta più, non compra più niente. Di cosa stiamo parlando? Infatti, ti ricordi, ne parlavamo Massimo prima, sì. Io ormai, ma insieme a altri autori, miei amici compositori, ci siamo arresi e abbiamo detto, ma piuttosto che menarcela su quanto guadagniamo dallo streaming, piuttosto eccetera, a me basta che la mia musica, una volta che ho ricevuto un minimo compenso, anche minimo, per come premio partitura, chiamiamolo il buyout, in America lo chiamerebbero e così via, per andare avanti, e basta, io voglio solo che venga sentita. Cioè ormai è inutile lottare, stiamo lottando con un ciclope imbattibile. Cioè, anche perché noi fermiamo tutti i siti illegali in Italia, basta che in Russia e in India continuino ad avere i siti illegali o non avere la nostra legislatura rispetto a cosa, e io vado in India e me li ascolto tutti gratis. Quindi di che cosa stiamo parlando? Cioè è impossibile mettere la pezza a tutto, dobbiamo veramente reinventare qualcosa. Fare sì, magari io direi che le produzioni cinematografiche, quando mettono da parte il budget anche di milioni di euro per un film e lo mettono per il montaggio e tutto eccetera, e metteranno anche 20.000 euro, 30.000 euro per la colonna sonora. Poi che questa abbia successo o no, pazienza, non lo so, cioè bisogna inventarsi altro, ma non può continuare a ridursi il premio partitura fino ad arrivare a 0 e un rimborso spese, e poi non c'è diritto d'autore, e perché poi allora la professione muore completa. Cioè, è come andare dal panettiere e dire: scusa, mi dai il suo 3 etti di pane? Non la pago con dei diritti d'autore fra 3 anni. E questo cosa mi dice secondo voi? Quindi il discorso è questo: o ci reinventiamo la situazione, o se in questo momento io sono insieme a molti altri miei colleghi, ascoltatevela. Io poco tanto per la colonna sonora ho preso questa cosa qui, non vi dico per i progetti di musica assoluta, dove fioccano recensioni ai miei progetti, le ultime di 2 anni fa, delle recensioni che, ma non potete capire, il capolavoro di qui, è il coso, è alla Radio Svizzera, piuttosto eccetera eccetera. No, non si riesce a fare un concerto. Abbiamo fatto 3 concerti dell'ultimo progetto dopo che abbiamo studiato e scritto per mesi. È chiaro che questo mondo non è sostenibile, ma neanche a livello di hobby non è sostenibile, perché nel frattempo devi fare altro per vivere, perché l'hobby sarebbe perseguibile se tu dall'altra parte guadagni il giusto per potersi poi permettere l'hobby. Se invece la musica diventa hobby, quindi finisco e chioso con una famosa frase che disse, non mi ricordo perché non me l'ha mai detto il nome, una frase di una artista brasiliana al quale chiedevano sempre e comunque, che è la cosa che ci capita spesso a noi, di suonare, ma dai, questa è per beneficenza, qua puoi suonare gratis, puoi venire a fare questa cosa gratis, no, ma qua c'è solo rimborso spese. E lei a un certo punto fa: se mi chiedete di fare gratis l'unica cosa che io posso vendere, io muoio di fame, e basta. E questa è la chiosa del discorso. Guarda, su questa cosa qui potremmo parlare giorni e anni, perché purtroppo è il problema principale, è il cattivo problema principale, è la diseducazione e il non rispetto per la professionalità, che soprattutto nel nostro paese divaga in maniera incontrollata.